Lutto nel mondo dell'imprenditoria e del sociale di Vicenza e del Veneto. È morto dopo una lunga malattia Giancarlo Ferretto, fondatore e per lungo tempo presidente del gruppo di produzione di sistemi automatici di magazzinaggio che porta il suo nome. Aveva 84 anni, molti dei quali spesi per guidare le associazioni di categoria degli industriali vicentini e veneti in momenti di grande trasformazione per l'economia della regione. Commendatore, ricopriva anche il ruolo di presidente della Fondazione San Bortolo, che dal 2008 lavora in modo incessante per migliorare attraverso un'intensa attività di raccolta fondi e iniziative la qualità dei servizi dell'ospedale di Vicenza. Fedele al suo motto, per il quale si può sempre fare qualcosa di più, l'imprenditore aveva portato avanti fino all'ultimo il suo impegno per il nosocomio cittadino. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, unisce il ricordo personale al cordoglio ufficiale per la scomparsa di Ferretto e ne ricorda la grande tenacia e la voglia di fare, che ha fatto grande, dice il governatore, non solo la sua impresa, ma il suo territorio. Come i grandi imprenditori che hanno fatto la storia del Veneto, è stato un grande propulsore della solidarietà e dell'impegno sociale, ricorda Zaia, fondatore e animatore della Fondazione San Bortolo, che ha fatto grandi cose per l'ospedale di Vicenza e la sanità veneta. Il Veneto gli deve essere grato e riconoscente anche per questo. Ferretto viene ricordato con affetto e cordoglio anche dalla presidente di Vicenza for Children, Coral Bassarrico. I vertici della Fidas Berica ricordano che l'imprenditore ha saputo mettere a contatto le tantissime associazioni di volontariato che operano nella sanità vicentina, facendo superare rivalità e visioni ristrette. Il sindaco Francesco Rucco ne esalta le qualità imprenditoriali, umane e sociali e ringrazia Ferretto al nome dell'intera città per quanto ha fatto per la comunità. Ha rappresentato al meglio il modello industriale capace di successo, dice Rucco, impegnato in modo impeccabile nella sua azienda, ma anche punto di riferimento per i colleghi vicentini e veneti, essendo stato il loro presidente per tanti anni. Allo stesso tempo era un uomo di grande sensibilità verso la scuola, la cultura e la sanità. I funerali si svolgeranno martedì mattina in Duomo.